40-45% dei pernottamenti e le presenze sono di ospiti internazionali. Siamo adiacenti al mondo germanico, Austria-Germania, è sicuramente quel tipo di turista è sicuramente fortemente legato a questo tipo di fenomeno. L'ultima 30 secondi di premessa: San Daniele ha anche la fortuna di essere coincidente con una denominazione di origine di indicazione geografica, per San Daniele. Ormai è un trend consolidato a livello europeo, ma italiano in particolare, dove c'è un prodotto tipico che è legato a tradizione, gastronomia e storia, si crea normalmente in maniera spontanea una destinazione turistica. La fortuna è, come nel nostro caso, se il luogo in cui si trova un certo hotel è bello, e a meno di suo, sicuramente la combinazione prodotto tipico territorio diventa vincente, quindi si consolida, no, il portato della destinazione turistica. E quindi su questi presupposti abbiamo lavorato. Basta premessa, lascio ancora al Presidente Mariola. Ringrazio anch'io tutti i presenti, soprattutto con il nostro sponsor, il consorzio di Prima Cassa. Questa è un'iniziativa che nasce assieme al territorio. La Fondazione non vuole porsi in antagonismo nessuno, ma anzi creare degli strumenti, come è stato brevemente previsto, a favore del territorio. Questa iniziativa nasce appunto per il fatto che qualsiasi zona enogastronomica oggi in Europa, eccetera, ha se visiti una zona di questo tipo, hai la possibilità, tramite uno strumento informatico, di trovare tutte le informazioni del territorio all'interno di un unico contesto, senza dover necessariamente correre all'altra strada. Questa volontà nasce anche dal fatto che l'iniziativa tenderebbe in qualche maniera a far sì che il turista che viene a San Daniele si fermi un po' di più, cioè non entri, faccia magari la consumazione e poi 10 minuti dopo sia già partito per altre destinazioni, ma avendo a disposizione un sito che vi fa vedere, lo vedrete dopo nello sviluppo del programma, cosa fare nei dintorni, quali sono le possibilità enogastronomiche, i ristoranti, gli alberghi, cosa fare nel tempo libero, a quel punto magari dica mi fermo qualche ora in più, magari anche qualche giorno. Questa è, lo vedrete, è un contenuto che poi dovrà essere riempito da noi come comunità e magari anche da altre nuove iniziative che riusciremo a fare, e in questo modo tramite l'app speriamo di non vi rubo più tempo. Lasciamo la parola alla Sindaco Valle, che anche lui oggi è giornata fast. Intanto benvenuti a tutti, benvenuti qui a San Daniele. Ovviamente questa è la sala consigliare, il luogo più importante che abbiamo nella nostra città e che da secoli, diciamo, è il luogo dove ci si scontra, ci si incontra e si decide comunque bene e male quello che succede a San Daniele e dintorni. Io non posso che apprezzare il lavoro svolto dalla Fondazione, ho visto qualche anteprima, ho letto i numeri che sono riportati in cartellina nel report: 35.000, 40.000 i pernottamenti qui all'anno a San Daniele, più di 250.000 i visitatori. È figlio di quello che diceva il direttore del consortio, cioè del fatto che coincide su un luogo, un marchio enogastronomico molto importante, un prodotto di eccellenza, ma è figlio anche di tutta una serie di altre situazioni. Io vado molto fuori San Daniele, molto fuori nella regione Friuli Venezia Giulia, anche la settimana prossima scendo giù a Roma, e quando vado rappresento San Daniele. Rappresentando San Daniele non è la città, è, dico sempre, il sistema San Daniele, che è fatto dal consorzio, dal prodotto di eccellenza del prosciutto, dalla parte culturale, dalla parte imprenditoriale, compreso anche la parte bancaria, cioè da un sistema che ciascuno per il suo, perché autonomamente e non in concorrenza, ciascuno lavora per raggiungere uno scopo che è quello di accontentare il cliente, di accogliere il visitatore, di far vedere come si sta bene da noi sotto vari aspetti, perché anche chi serve il prosciutto al visitatore, vuole che quel prosciutto, quel prodotto sia ottimo e sia servito bene, ma gli serve anche il contesto bello dove farlo stare. Quindi in questo, da quando siamo all'amministrazione, quindi sono 8 anni adesso, abbiamo seguito un certo filo logico. Abbiamo messo in piedi, aiutato a crescere Guida in Bike per far conoscere il territorio attraverso il turismo sulle due ruote lento, nei nostri paesaggi che sono attorno a San Daniele, perché San Daniele è importante, ma non è troppo poco se si limita alla sua città,
invece bisogna guardare in un contesto territoriale più ampio, di quello dell'Apollinare e di quello che ci sta attorno. Poi c'è la Proloco che ci supporta in tutta una serie di iniziative, c'è il consorzio, ovviamente la fondazione, che con questa operazione alla fine ha cesellato quello che è un po' la nostra visione, quello di mettere insieme, non in concorrenza, non in sostituzione, ma i vari pezzi della città, cercando per quanto possibile di coordinarli e cercando anche di portare all'esterno un messaggio che sia abbastanza unitario e coordinato, in maniera che il turista abbia la possibilità, insomma, effettivamente di vivere questo territorio a pieno. Io sono Nello, sistema direttore della Collinare, che saluto da un incontro proprio qui di fronte all'ex Albergo Italia, dove stiamo lavorando per fare quello che diceva il Presidente della Fondazione, cioè costruire preparare un luogo che possa accogliere il turista, impegnarlo per 45 minuti, un'ora e fargli conoscere quelle che sono, almeno dal punto di vista digitale, le bellezze che stanno attorno a San Daniele e le possibilità di investire il proprio tempo qui. Questo serve proprio per cercare di aiutare i flussi turistici a scegliere la meta di San Daniele non come solo un pit stop, mangio una fetta di prosciutto e vado in un'altra località per notare, ma come località dove fare base per poi fare altre attività, vuol dire la bicicletta, il tagliamento, noi abbiamo di tutto di più. Quindi un plauso per quello che può fare l'amministrazione è al vostro fianco, poi vedo che anche nel cartellone che avete qui riprendete il tagliamento, il prosciutto ovviamente, le bellezze di San Daniele e c'è anche la Madagana che è l'altro oggetto, è l'altro diciamo protagonista di San Daniele, perché quando si gira si racconta di San Daniele che è buona da mangiare ma anche buona sotto l'aspetto culturale, perché il prosciutto e la biblioteca alla fine sono figli di una storia abbastanza similare, dove qui c'è una magnifica comunità di San Daniele che ha saputo raccogliere queste eredità e portare avanti fino al 2026 arriveranno sicuramente oltre il 2100. Quindi grazie a tutti e complimenti alla Fondazione del Consorzio. Prima di far intervenire anche gli altri ospiti, mi faccio vedere che abbiamo fatto, così anche chi poi magari interviene vede. Tenete presente che stiamo, per chi si intende, chi è abituato a vedere, sono siti che stanno venendo installati in questo momento, sono ancora incompleti per certi aspetti, vengono implementati strada facendo, siccome questo qui, soprattutto Visit, entrando là, che poi vedremo come veramente una novità. Il sito prevede che sia una collaborazione chi opera, man mano che gli operatori lo riempiono di contenuti, il sito diventerà più bello, più grande, più forte, più notizie. Adesso la parola alla Cristina, che è la segretaria della Fondazione. Cristina Giolino, una cosa che ce lo racconta un attimo, e fare delle cose che sono un po' più rilevanti di tutti. Benvenuti, grazie. Allora, abbiamo studiato questo sito in modo che sia un contenitore molto facile da utilizzare, sia per il turista che vuole programmare la sua visita, sia per il turista che è già arrivato a San Daniele e ha bisogno di informazioni. Quindi, in maniera molto semplice, è stata creata un'home page con le principali schede, le principali pagine sono le domande che si pone principalmente al turista. Quindi, se vedete un'altra, cosa vedere, cosa fare, dove dormire, dove mangiare, dove comprare e dei giorni. Ogni pagina contiene tutte le sue sezioni dedicate, quindi come vedere ci sono i monumenti di stazione all'aperto, i prosciuttifici, e ci sono dei filtri che semplificano la ricerca in modo di essere molto smart e molto veloci, anche da cercare per avere l'informazione che si stanno cercando. Quindi sono praticamente ogni monumento ha la sua foto e il suo titolo e dentro c'è la descrizione, gli orari e tutto quanto può servire per dare l'indicazione che il turista deve ricevere. Stessa cosa per dove dormire, per dove mangiare, quindi ristoranti divisi tra ristoranti, prosciutterie e bar e pizzerie. La stessa cosa che per dormire, quindi alloggi, B&B, hotel. Quindi la persona che sta cercando l'informazione ce l'ha praticamente in tempo reale. Il sito è stato studiato per essere visibile sia sui motori di ricerca base, quindi il semplice Google, ma anche per essere trovato dai motori di ricerca per intelligenza artificiale, quindi tutto monitorato in futuro. C'è la sezione eventi, che viene aggiornata continuamente, quindi l'evento che è visibile in giornata o comunque nei prossimi giorni viene visibile in giornata in home. C'è la sezione itinerari, dove ci sono degli itinerari già programmati, ma c'è anche la possibilità di fare
Le informazioni utili sono le domande che un turista può fare dove parcheggiare, gli orari del parcheggio, piuttosto che dove si trova l'ufficio turistico. Le esperienze sono le esperienze che un turista può fare a San Daniele, quindi dalla questo kayak, dal visitare il laboratorio di cioccolato, dalla gita in bicicletta, quindi noleggiare le cose. A contorno del sito è stato ideato appunto il logo, che è un logo fresco, bianco, di San Daniele, che va a richiamare il colore del tagliamento, il colore della guarneriana, con il colore dell'opera, e sono state ideate queste icone per semplificare la ricerca, quindi sezione natura alla foglia, sezione prosciutto, i monumenti, e la sezione cultura alla chiocciola della guarneriana e della geometria. Lo trovate, stiamo ancora caricando tutti i codici di visibilità su internet, quindi assolutamente di solito quando si lancia si libera dopo, ma man mano il proseguito ora su torre aumenteranno tutti i vari linguaggi tecnici di Google e di motori di ricerca, quindi siamo da qualche giorno visitati di San Daniele e arrivi subito sul telefono. In questo momento bisogna andare sulla URL, perché l'iscrivere di San Daniele è tutto attaccato con quindi forse no, piccola parentesi, avete la cartellina, dentro la cartellina che abbiamo consegnato la cartellina, il qualcosa funziona, quindi se vogliono inquadrare qualcosa fatto direttamente già adesso, esattamente, e questi sono i materiali che avranno a supporto della produzione del sito, verranno distribuiti in tutti i negozi, ristoranti e locali, quindi ci saranno le cartoline e ci saranno questi espositori da tavola da poter piazzare in modo che il turista, e ci sono anche delle buste quindi da attaccare sul vetro, in modo che il turista che chiede le informazioni al gestore del locale, che magari in un momento non ha troppo tempo da dedicare, gli può consigliare di inquadrare il qualcosa in un attimo viene lanciato direttamente sul sito. sì, diciamo che questo sito, come ho detto prima, adesso presentiamo l'app un po' più fresca, un po' più innovativa, noi sicuramente la volontà di fare un sito internet turistico, ma qui il tentativo è quello di fare quello che ci prefigge la fondazione, cioè di essere un facilitatore di contenuti e contatti, quindi questo, come ho già detto, aspettiamo che siano le imprese e tutte le attività che afferiscono al turismo che lo implementano all'utilizzo. Adesso la cosa innovativa che facciamo vedere invece, avete sentito parlare spesso in questi ultimi mesi e ne sentirete nel bene e anche nel male parlare del prossimo futuro, parlo spesso di intelligenza artificiale, e questa è una cosa sì innovativa che non hanno fatto altri, siamo una start-up che non ricordo se sbaglio Fix Destination, che è una startup di ragazzi giovani, plurali, con i quali abbiamo sviluppato questa applicazione AI, quindi intelligenza artificiale, e adesso ci racconteranno come funziona, questa è la prima innovativa. Perfetto. Buongiorno a tutti. Quanti usano già l'intelligenza artificiale? Allora, io oggi sono qui, non abbiamo il clicker, quindi dovrò dire avanti quando per parlarvi di Expi, che è un progetto che appunto la Fondazione sta sviluppando insieme alla nostra startup innovativa X Destination SRL, che si occupa di sviluppare soluzioni avanzate con l'intelligenza artificiale. E questo progetto vuole portare San Daniele ad essere un'eccellenza tecnologica del territorio friulano. Come probabilmente vi sarete accorti, il nostro modo di cercare le informazioni sta cambiando completamente. Quasi senza volerlo, molti di noi sono passati da aprire una decina di link su Google per decidere dove andare, cosa fare, che esperienza fare, prima ad entrare sui social e in cerca di ispirazione. E ora, in modo ancora più semplice, semplicemente chiedendo al nostro chatbot di fiducia, che usiate ChatGPT, Claude, Gemini, preferenza, cosa fare. Ecco, questo sta diventando il nostro nuovo standard. Però, come tutte le cose, belle e anche veloci, ci sono dei problemi. Ovvero che spesso ci siamo accorti che l'intelligenza artificiale non ci risponde con informazioni precise, o comunque non sono aggiornate, o magari non raggiungono il grado di profondità che ci interessa. E comunque in ogni caso, ancora una volta, sono informazioni
che sono completamente al di fuori del nostro controllo. Se siamo un ente turistico, un'attività del territorio, quindi è ancora più difficile farci trovare dalle persone. Sapete che prima c'era la SEO, no? Per i motori di ricerca, adesso c'è la GEO. E quindi se non abbiamo una buona GEO sul sito, probabilmente l'intelligenza artificiale non ci trova. E quindi ogni volta che c'è una nuova tecnologia è ricominciata ancora una volta la rincorsa. In più adesso le persone hanno in mano uno strumento in tasca in ogni secondo che può rispondergli in pochissimi secondi a qualsiasi loro domanda. E questo aumenta ancora di più il fenomeno che noi abbiamo chiamato il buco nero dell'esperienza dell'ospite, perché noi non sappiamo assolutamente cosa fanno, cosa cercano e cosa vorrebbero fare quando sono sul nostro territorio, o comunque abbiamo i dati limitati. Ecco, avanti. Expi è la soluzione a tutto questo, perché accompagna il visitatore durante tutta l'esperienza, integrando quello che è il vostro sito. Con Expi potete creare una mappa interattiva dove aggiungere punti di interesse, itinerari, esperienze che vengono anche prese in automatico dal vostro sito, che il cliente può consultare tramite un'applicazione a cui accede semplicemente con un qualcosa simile a Google Maps, dove all'interno ha anche un'intelligenza artificiale che risponde a qualsiasi sua domanda, ma questa volta non dà le informazioni che dà un chatbot generalista, sono le informazioni che noi abbiamo deciso di inserire curate da chi conosce il territorio. In più all'interno dell'applicazione l'utente può anche prenotare direttamente le esperienze e trovare i partner che abbiamo inserito in modo molto semplice, lo può fare anche su WhatsApp, tramite WhatsApp direttamente. Ecco, tutto questo fa in modo che i dati che l'utente produce di valore durante la sua esperienza possano essere restituiti attraverso una dashboard al territorio e finalmente ha così modo di governare i flussi turistici e migliorarli. Ecco, Expi oggi vi rende padroni dell'esperienza, quindi da quando l'utente, il visitatore, arriva sul territorio. Un domani vi renderà anche padroni della scoperta, perché nella visione del prodotto abbiamo già inserito delle funzioni che andranno a permettere ai motori di ricerca AI, all'intelligenza artificiale, di rendere molto più ricercabili e molto più facilmente ricercabili questi scenari costruiti su Expi, anche potenziando quindi quella che è la ricerca sul vostro sito. Perfetto, il progetto pilota è già attivo, quindi durerà 6 mesi e i nostri team sono al lavoro per andare a popolare e riempire, appunto, costruire questo ecosistema e lo strumento. Ecco, perché farlo oggi? Beh, sicuramente oggi abbiamo la possibilità di settare noi la direzione del mercato e di non subirla. E quindi San Daniele può diventare quindi protagonista nell'era dell'intelligenza artificiale, mentre altre realtà sono preoccupate dal fatto che l'intelligenza artificiale comunque li allontani ancora di più dai loro utenti e quindi sono preoccupati di doversi adeguare ancora una volta all'ennesima nuova tecnologia. Noi invece possiamo utilizzare tutto il potenziale di questo strumento per riprenderci finalmente il controllo dell'esperienza dell'utente che già ci era stata tolta da tutti questi strumenti online e finalmente migliorarla e governarla noi. Grazie. Bravi, perché potevano più giovani stare nuove innovative, quindi la fondazione svolge un po' anche, no, questa, non solo la da contenitore, anche per questa, operativamente, anche per questo tipo di sviluppo, chi ha attività incentivo turistica di San Daniele, per fare riferimento alla fondazione di San Daniele, e poi avremo i contatti per implementare questi strumenti e per rendere più utilizzabili anche
Spero che questa una mini premessa, il legame che abbiamo sia con il consorzio, penso che non sia stato spiegato, ma con Prima Casa sì, nel senso che siccome le cose sono fatte da uomini, siamo trovati con la presidenza e con la direzione di Prima Casa non da adesso, ma da anni, abbiamo condiviso diversi progetti, viviamo nello stesso territorio, siamo programmi, siamo legati a certi modi di fare, abbiamo pensato che siano certe cose che è bello se riuscissimo a fare assieme, quindi ognuno mette del suo, abbiamo trovato dentro come fondazione un luogo dove provare a fare queste cose assieme, quindi ci fa piacere avervi qua e che siete parte di questo progetto anche per ci vuole soldi per fare le cose così, è stato reso possibile anche grazie a Consorzio di Prima Casa, anzi di Prima Casa e Consorzio, perché il Consorzio è in house e Prima Casa invece è in outsourcing sicuramente, e quindi lascio la parola al Presidente Gasparini, Presidente di Prima Casa, poi Intanto grazie per l'invito. Allora sì, è vero, per fare cose ci vogliono i soldi, però prima bisogna avere le idee, no? Perché senza le idee i soldi sono veramente pochi. Oggi andiamo a fare sicuramente con almeno 2 punti fermi. Io avevamo visto giusto un anno e mezzo fa, no? Quando abbiamo detto voi ci avete proposto questo intervento, perché oggi sono indispensabili. Un'altra cosa importante che interessava soprattutto a noi era la rete sul territorio, l'intervento sul territorio. Adesso il passaggio successivo, evidentemente lo strumento informatico è una cosa indispensabile per tutti noi, no? Non solo i ragazzi, sono utilizzano questi strumenti per muoversi, per conoscere il territorio. Io auspico che gli operatori commerciali del territorio, no? Non solo ricettivi ma anche culturali e sociali, riempiano di contenuto questo quadro a cui provincia oggi. Mi pare che questi posti ci siano tutti, per noi è importante capirlo, è importante avere, diciamo, una certezza che fosse un investimento strutturale a tempo, forse siamo arrivati un po' tardi, ma abbiamo recuperato il tempo di fare quel lavoro sia veramente con una qualità molto elevata. Quindi ci ritroveremo fra un po' a vedere i risultati dell'altro per poi vedere insomma io vi ringrazio e vi auguro buon. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie alla Fondazione perché comunque ho avuto modo di apprezzare anch'io il risultato, quantomeno la prima parte del lavoro fatto, quindi è molto interessante. Cosa dire, come Consorzio Prosciutto di San Daniele è innegabile il legame che abbiamo col territorio. Il prosciutto di San Daniele è un'eccellenza alimentare, ma non solo, è anche frutto di riassunto, frutto di storia, di cultura, di territorio soprattutto, ma anche di generazioni di persone che hanno lavorato per il bene del prosciutto di San Daniele, ma anche di San Daniele. Quindi quando si parla di investire in turismo per la comunità di San Daniele, per noi come Consorzio di San Daniele significa investire in un bene comune, perché è un bene che noi tendiamo a valorizzare e tendiamo a preservare. Sappiamo che è un bene valorizzato anche come turismo, perché porta sicuramente valore aggiunto appunto alle imprese, alla comunità, a tutte le persone del territorio. Io, si sente forse dall'accento, non sono di San Daniele, ma ormai da tanti anni lavoro qui e grazie a quello che ho imparato vivendo il luogo ho anche iniziato da subito ad apprezzare le persone, l'ospitalità e la cultura. Quindi secondo noi come consorzio è importantissimo investire, ripeto, in questo bene comune qua, anche perché chi viene a San Daniele e si trova bene e gode delle bellezze di San Daniele, sappiamo che poi diventa anche un testimonial indiretto magari del prosciutto, così come il prosciutto che noi produciamo e abbiamo la fortuna e
e anche l'onere a volte di esportarlo in tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, sappiamo che a sua volta diventa poi un grande testimonial di questo territorio che è veramente unico. Quindi grazie ancora alla Fondazione, a tutti i partner, perché secondo me è un'iniziativa che spero che possa portare un valore aggiunto. Andiamo alle conclusioni, lascio la parola all'assessore alle attività produttive di cui Sara Niele, che dava Marticelli, prima di farvi vedere poi saluto che c'è anche la regione via. Benvenuti a tutti, buongiorno. Che dire, un ringraziamento va alla Fondazione e a tutti i loro partner per aver investito comunque in uno strumento che sicuramente va a valorizzare quello che è il territorio di San Daniele. Valorizzare il territorio significa comunque anche portare un beneficio economico al paese. È indubbio che poi chi viene a San Daniele per forza di cose ritorna perché comunque è un paese ospitale, è un paese che veramente può dare e dà tanto sia a livello enogastronomico che a livello culturale, e poi abbiamo i nostri esercenti, i nostri commercianti che con la loro accoglienza fanno sì che comunque il turista ritorni. Chi mi ha preceduto ha già detto tutto, per cui io ringrazio di nuovo la Fondazione e saluto tutti. Grazie. Oggi avrebbe dovuto essere qui con noi anche l'assessore Bini, della Regione Giulia, assessore attività produttive e anche mandati per il turismo. È impegnato in una missione istituzionale importante che questa regione oggi incontra il Kosovo, quindi è impegnato a Trieste per questo importante nel meeting internazionale, ma siccome ci sentiamo e collaboriamo spesso con la regione, con il turismo, abbiamo ricevuto da parte dell'assessore un video con il quale ci porta un saluto. Ormai gli strumenti multimediali ci aiutano, quindi era qui dello spirito ma anche del video, quindi adesso lo lanciamo la regione, poi solo abbiamo fatto un piccolo live lunch, sono ovviamente per domande e quesiti. Ecco. Innanzitutto buongiorno a tutti. Mi scuso con tutti voi per non essere fisicamente presente, ma ci tenevo ad inviarvi questo mio breve saluto. Un saluto al Presidente Variola, al Direttore Cicchetti e a tutti i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Innanzitutto complimenti per il progetto che avete realizzato, vale a dire questo portale di promozione di San Daniele e non solo, mi permetto di dire. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia in questi anni abbiamo investito moltissimo per quanto riguarda la promozione del nostro territorio e devo dirvi che i risultati li stiamo assolutamente vedendo, presenze che crescono di anno in anno, sia di italiani ma anche di stranieri. Voi con questo portale andrete a promuovere una località, una città conosciutissima, San Daniele, un territorio altrettanto conosciuto come la Collinare e soprattutto un prodotto che oramai è conosciuto in tutto il mondo, vale a dire il prosciutto di San Daniele. E guardate, proprio lo scorso anno la cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Rappresenta un drive per il nostro paese, ma anche e soprattutto per la nostra regione potentissima. Quindi tutto ciò che permette di promuovere un tanto non può far altro che rafforzare il grande lavoro che stiamo facendo con la regione Venezia. Sia ben chiaro però, ma questo lo abbiamo dimostrato in questi anni, chi vince è la squadra. Ciò che noi abbiamo fatto in questi anni è stato mettere a denominatore comune tutti i protagonisti del nostro territorio, valorizzando quelle che sono i principali driver e l'enogastronomia e soprattutto il prosciutto di San Daniele rappresenta uno di questi. Guardate, io San Daniele lo frequento, conosco la località e soprattutto vedo quanti visitatori hanno il piacere di conoscere questo importante paese, questa importante località, la Collinare tutta. Vedo sempre di più
appassionati delle due ruote, vedo sempre di più appassionati del cosiddetto turismo. Insomma, si stanno scrivendo delle belle pagine per quanto riguarda il nostro territorio. Sono convinto che questo strumento che voi avete ideato potrà aiutarci, potrà aiutare il Primis Promo Turismo a far conoscere ancora e sempre di più la nostra meravigliosa regione. Quindi grazie, buon lavoro e a presto. Qualcuno ha qualche intervento, domanda, chiarimento? Bisogna smanettare un po', verranno tutte idee e suggerimenti che sicuramente accoglieremo con molto interesse, con proattività. Niente, come al solito scendiamo, non sarà meno fresco di qua a tempo, sotto la loggia e passeremo un po' di prosciutto, berremo un po' di vino.